Primo segnale subito valido dall'esterno, Off US molto veloce, manca qualche passo falso Omega d'Alfa che rimane attardata. Quindi Off US che conduce subito al comando, mentre all'esterno si fa vedere il numero 3 Oquetasco, che ne rileva la posizione dopo 250 di corsa. È partito velocissimo dalla seconda fila il numero 10 Ottima OK, che va a sua volta a sfondare dopo 400 metri in 31,7. Ottima OK, così il leader nei confronti di Oquetasco, quindi ancora il numero 5 Off US a precedere Otrodia e via via gli altri quando si affronta la seconda piegata con una lunghissima fila indiana senza soluzione di continuità, con sempre capeggiata da Ottima OK. Passaggio agli 800 che avviene in questo istante sul piede all'1, 2 e 4. Ottima OK al comando nei confronti di Oquetasco, quindi ancora Off US, Otrodia, poi One Mac, quindi il numero 8 Okawango B. Il chilometro per la testa ha passato in 1:17,7. Ora si comincia a muovere qualcosa all'esterno. Il primo è Okawango, che va a prendere la via del largo, mentre c'è l'errore del numero 12 Oro Zecchino. Si arriva così al 800 dal traguardo con sempre Ottima OK al comando. Ora c'è l'anticipo di Otrodia nei confronti di Okawango quando si va di fronte per il paletto dei 600 conclusivi, il 400 che vanno al palo a metà della dritta di fronte in 31,1, con Otrodia che va all'attacco deciso di Ottima OK. Poi più indietro c'è anche il numero 8 Okawango, la terza corsia addirittura per Omega d'Alfa, che è partita praticamente dopo i penalizzati. Si arriva così adesso all'apice della curva conclusiva con il Otrodia che sembra poter passare nei confronti di Ottimo OK, poi Omega d'Alfa che va all'attacco di Otrodia, Omega d'Alfa che tende a passare all'esterno, prova a ingambarsi anche il numero 4 di Owens Griff, Otrodia che si difende, poi Omega d'Alfa che è passata, arriva Okawango B nel finale e Omega d'Alfa che viene a concludere, rispettando il ruolo di favorito, sia pure con uno svolgimento assolutamente contrario alle attese. Andiamo a rivedere per le piazze, perché sono in molti ad essere vicini, con Omega d'Alfa che comunque ha riportato il successo nei confronti probabilmente del numero 8 Okawango B, che nel finale pizzica l'1 di Otrodia, 2,81, 2,34 e mezzo con i nassi la distanza, 1,17 e mezzo la media al chilometro per il numero 2 Omega d'Alfa. Spina alla guida, 2,36 la quota al totalizzatore. Il training è quello di Maurizio Pietro.